Era in corso un incontro nel centro parrocchiale di Sant'Anna di Piove di Sacco. C'era anche il parroco, don Giorgio De Checchi. Fuori un adolescente continuava a infastidire. Per questo un uomo di 71 anni, un volontario della comunità molto conosciuto, è uscito per dirgli di smetterla. La reazione è stata immediata e ha colto tutti di sorpresa. Il 17enne ha alzato il braccio e ha colpito la testa del 71enne con un pugno violentissimo che lo ha fatto cadere per terra, perdendo i sensi. Tutti subito sono usciti e si sono prodigati a soccorrere l'uomo, che è stato trasportato in ambulanza in ospedale a Padova, dove è ricoverato nel reparto di neurologia per un trauma cranico. Le sue condizioni non sono gravi, ma sono in corso ulteriori accertamenti. Non ha parole il parroco, che al telefono racconta come siano 2 anni che un gruppo di adolescenti, italiani e stranieri, si ritrova nella piazza davanti alla chiesa con quelli che definisce atteggiamenti poco civili. Il 17enne è ben conosciuto, tanto che grazie all'aiuto delle immagini delle telecamere che la polizia locale ha fornito ai carabinieri, il giovanissimo è già stato identificato e un fascicolo è sul tavolo della procura presso il Tribunale dei minori di Venezia. Senza parole è preoccupata anche la sindaca Lucia Pizzo, che conosce bene il volontario e non riesce a darsi ragione di quanto accaduto. Un gesto che interroga tutti. Un gruppo di ragazzi che in quartiere è noto, quello al quale appartiene anche il 17enne, chi lo ha visto crescere non può credere a quanto sia accaduto solo poche ore fa. Sono molto stupita perché non c'ero, non so la dinamica, però so che il ragazzo è un educatissimo, a modo, di buona famiglia. Cioè, con noi è sempre stato squisito, mi ha sempre salutato tutti i giorni col sorriso e i genitori sono due persone oneste, corrette, proprio non posso dire niente qua del quartiere, proprio un ragazzino che potrebbe essere mio figlio. Le indagini vanno avanti. Nel frattempo, questa sera nella chiesa di Sant'Anna, la comunità si ritroverà insieme per pregare per la salute del volontario ferito e perché simili episodi non accadano più.